Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 24 gennaio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dalle costellazioni in questo giorno. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Ve ne siamo sempre molto riconoscenti. Grazie. Ehm, Questi nati dunque hanno sempre l'influsso del dominatore Saturno attraverso la costellazione Aquario, così come tutti i nati del mese di gennaio. A differenza però degli altri nati, appunto, ci sono le costellazioni che sono sempre differenti giorno dopo giorno, che la Luna attraversa appunto durante il suo viaggio giornaliero. Dunque questi nati avranno come principali influssi la costellazione Aquario nel dominio mensile e la stella capo Leone. In questo giorno infatti c'è questo influsso molto particolare appunto di Saturno e Sole, che dona a questi nati una certa carica, una certa forza e anche la resistenza a tutte le prove della vita, che queste prove saranno veramente molte per questi nati. Abbiamo infatti una fortuna mediocre, con molti ostacoli da affrontare, e un fisico, come ho detto, resistente, e il carattere può apparire altero al primo impatto, vagamente superbo, però è soltanto una facciata, in realtà poi sono persone estremamente accomodanti, calorose e anche autorevoli in ogni caso. Questo perché questa costellazione, la costellazione Leone, appunto, dà un po' questi input e questi assetti caratteriali a questi nati. Ma avranno anche altre caratteristiche particolari attribuibili a questo giorno e corrispondenti alla costellazione in seconda posizione, cioè attraversata dalla Luna subito dopo la costellazione Leone, ed è la costellazione Toro. Dunque quest'altra costellazione dà altri tratti a questi nati, ad esempio una forte propulsione o propensione, insomma, ai piaceri sessuali, una certa rigidità mentale e la tendenza a innervosirsi facilmente, un carattere un po' nervoso. Questi nati ad ogni modo hanno delle buone possibilità di riuscita e carriera, soprattutto negli ambiti di aziende con una struttura, diciamo, piramidale ben costruita, dove tenderanno comunque a essere riconosciuti come capaci e potranno, insomma, farsi notare all'interno del loro ambiente lavorativo. Hanno altresì una predisposizione per tutte le questioni finanziarie, in particolar modo per gli immobili, ma anche per transazioni comunque a lungo termine, per le quali appunto risultano ben inclini a fare affari, anche perché risulteranno comunque prudenti in un certo senso. Sono comunque ambiziosi e rischiano però, per una certa impazienza che è tipica nel carattere che gli proviene appunto da queste costellazioni, e rischiano appunto, grazie a questa impazienza, di non completare i loro studi, preferendo magari una realizzazione di tipo economica più immediata, più facile. Un'altra cosa che questi nati devono sicuramente tenere sotto controllo è una forte instabilità nel settore sentimentale e familiare. Infatti sono propensi a colpi di testa o comunque probabilmente a perdere la testa per una persona diversa dal proprio o dalla propria partner. Pertanto rischiano così di mettere a repentaglio l'equilibrio e la serenità della loro famiglia.
Eh, Questo è comunque un tratto che è molto facile riscontrare nei quadrati di nascita in cui le costellazioni Cancro e Scorpione si susseguono, e questo è uno di quei casi. E non solo, a chiudere il quadrato di nascita, subito dopo Cancro Scorpione, c'è la costellazione Ariete, dunque abbiamo sicuramente un atteggiamento impulsivo che tende a seguire magari più che altro gli istinti e certe pulsioni, così come vuole anche la seconda costellazione Toro, piuttosto che ragionare e non che non sappiano ragionare, però magari dovrebbero mettere davanti altri valori, altre cose, ma seguono comunque i loro desideri, e anche, che poi del resto è anche giusto, per certi versi seguire la propria felicità, se è così, però dovrebbero farlo tenendo in conto anche gli impegni che hanno preso e la presenza appunto di altre sensibilità oltre la loro. Dunque è possibile appunto che questi nati vengano poi messi di fronte alle loro responsabilità e venga loro chiesta una separazione con addebito. È molto probabile appunto che questo accada, anche se ultimamente l'addebito non è più di moda, ma è possibile che a causare la fine del matrimonio sia proprio una loro ehm, relazione illecita. Bene, detto questo, io vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci ritroviamo comunque qui sempre per questo appuntamento domani alla stessa ora. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando appunto ai prossimi appuntamenti e alle prossime condivisioni. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.